Presa di mira ancora all'autostrada, traffico bloccato tra Altilia Grimaldi e Rogliano per un incendio, problemi anche nel quartiere Serraspiga di Cosenza per un rogo sviluppatosi nella mattinata. Escluso dal bando regionale sulla riqualificazione e l'adeguamento dei porti calabresi il canale degli Stombi, protesta il sindaco di Cassano Gianni Papasso che annuncia ricorreremo al TAR. Casali del Manco, primi passi verso l'accorpamento dei servizi entro la primavera del 2018, l'elezione del primo sindaco del nuovo comune. Intanto fa discutere la chiusura del Cannavino anche per il prossimo anno. Il commissario assicura il territorio non sarà penalizzato. 3 giovani sono stati denunciati dai carabinieri nel Cosentino. Per mesi avrebbero inviato messaggi offensivi su WhatsApp ad una compagna di classe disabile. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In primo piano ancora l'emergenza incendi, un'altra giornata davvero difficile in Calabria, ancora una volta fiamme nei pressi dell'autostrada che in mattinata è stata chiusa tra gli svincoli di Altilia e Rogliano. Vediamo. Estate di passione per la 2, funestata dagli incendi, auto incolonnate e fumo, traffico bloccato questa mattina sull'autostrada del Mediterraneo tra gli svincoli di Altilia Grimaldi e Rogliano in provincia di Cosenza. Il rogo si è sviluppato lungo una scarpata vicino alle carreggiate, disagi per gli automobilisti costretti alla sosta forzata e senza alcuna informazione. In tanti hanno segnalato quanto stava accadendo alla nostra redazione. Il traffico di lunga percorrenza in direzione nord è stato temporaneamente deviato allo svincolo di Falerna con rientro allo svincolo di Cosenza, percorso inverso per il traffico a lunga percorrenza in direzione sud. Sul posto presenti le squadre dei Vigili del Fuoco e dell'ANAS. Problemi anche nel quartiere Serraspiga a Cosenza per un rogo, anche questo si è sviluppato in mattinata, vediamo. La guerra non è finita, gli incendi non concedono tregue più lunghe di qualche giorno. Oggi a bruciare una vasta area tra Cosenza e Mendicino. L'allarme è scattato poco dopo le 9 del mattino. In fiamme la collina di Serraspiga. Sul posto una squadra dei consorzi di bonifica dei bacini settentrionali del Cosentino, proveniente da Altomonte, e i vigili del fuoco. Il fronte è molto ampio, costeggia la strada che collega la città dei Bruzzi a Mendicino. Il mezzo da protezione civile viene utilizzato per spegnere le fiamme che hanno avvolto vegetazione ai lati dell'arteria e che rischiano di mandare in fumo una telecamera di videosorveglianza. I vigili del fuoco, invece, hanno un compito più difficile. Per frenare da subito l'incendio è necessario spingersi in una zona impervia. Il tubo non arriva così lontano. E allora serve una manovra complicata con l'autista dell'autobotte costretto a salire a marcia indietro lungo una strada sterrata. Il fuoco non dà tregua. Poco fa gli uomini del consorzio di bonifica hanno lavorato in questa zona, è bastata una folata di vento per far rinvigorire le fiamme. Dopo qualche istante torna sul posto il pick-up del consorzio di bonifica, ma per domare completamente l'incendio saranno necessari alcuni interventi di un elicottero antincendio proveniente da Scalea. Un primo innesco in zona era stato neutralizzato nella giornata di ieri. Se si tratta di un incendio doloso, il responsabile probabilmente avrà replicato con successo il tentativo. Chissà non sia finito nell'obiettivo delle telecamere di sorveglianza. Cambiamo argomento. Il bando regionale sulla riqualificazione e l'adeguamento dei porti calabresi farà ricorso al TAR. Il sindaco di Cassano Giovanni Papasso, dopo l'esclusione del progetto relativo al canale degli Stombi, inconcepibile, dice la decisione della commissione di valutazione delle domande di partecipazione al bando. Vediamo. Dopo la conferenza stampa del governatore Oliverio e dell'assessore Russo per presentare la graduatoria delle domande di partecipazione al bando sulla riqualificazione e l'adeguamento dei porti di rilievo regionale e interregionale, protesta il sindaco di Cassano allo Ionio Gianni Papasso, già perché tra i progetti ammessi non c'è quello relativo al porto dei Laghi di Sibari. Dura la reazione del primo cittadino che ha annunciato che farà ricorso al TAR. Ma io protesto perché credo che una volta per tutte bisogna rivolgere un'attenzione a Sibari. Sibari
Sibari è biscartata, Sibari è la grande tradita. C'è il complesso nautico dei laghi di Sibari, un complesso meraviglioso che dovrebbe essere di vanto per l'intera regione Calabria, forse per l'intero Mezzogiorno, che purtroppo è un complesso che sta perendo, sta perdendo di appeal. Da anni c'è la questione dell'insabbiamento del canale dello Stonde, che è il canale attraverso il quale si accede ai laghi di Sibari. E così il comune, ci racconta Papasso, ha partecipato al bando con un progetto redatto dalla provincia, progetto che però non è stato ammesso a valutazione. Questo canale realizzato dalla Cassa per il Mezzogiorno oggi è di proprietà della regione e la regione mi dice che quel canale è un canale per lo scolo di acque di irrigazione. Non è possibile una cosa di questo genere. Ne ho parlato con il Presidente Oliverio, che ha ricevuto me, una delegazione del comune, ha ricevuto anche insieme con me una delegazione della Lega Navale, è stato assolutamente d'accordo con noi, però gli uffici, la commissione regionale, forse perché ha sbagliato nel redigere il bando, ha escluso il comune di Cassano. Io ho chiesto anche un sopralluogo sul posto, ho cercato di far capire se moltissimi anni fa, negli anni 70, hanno realizzato anche dei moli, che peraltro stanno crollando adesso, se non si interviene subito, perché un canale di irrigazione avrebbe dovuto avere dei moli? No. Poi mi sono appellato all'articolo 28 del codice della navigazione, che dice che tutte le acque, anche quelle interne, sono demaniali, e allora io ho chiesto una volta per tutte un intervento. Purtroppo siamo stati esclusi. Io protesto vibratamente perché Sibari non può essere maltrattata. Oltretutto la Regione Calabria ha inserito nel master plan della portualità Sibari, ha inserito nel piano regionale dei trasporti i laghi di Sibari. Poi quando si tratta di dare finanziamento per risolvere la questione dell'accesso al complesso nautico, si dice quello è un complesso privato e il canale, però io dico vabbè, il complesso è privato, ma il canale è pubblico, di proprietà della regione, è un portocanale. Io voglio sistemare il canale, io voglio che non si verifica più l'insabbiamento e soprattutto voglio che io non posso buttare a mare ancora migliaia e migliaia di euro dei cittadini per disinsabbiare ogni anno quel canale. Il servizio tematico acque del Dipartimento ARPACAL di Cosenza ha comunicato oggi al sindaco di Belvedere Marittimo e per conoscenza al competente ufficio circondariale marittimo di Maratea che nei campioni di acqua prelevati nella data del 31 agosto scorso nel tratto di mare antistante il lido La Castellana per presunto sversamento di reflui fognari è stato riscontrato un valore di Escherichia coli molto elevato, superiore ai limiti previsti. Pertanto il tratto di mare corrispondente non è idoneo alla balneazione. Sarà compito del Comune, prosegue la nota, avvisare la cittadinanza, identificare e rimuovere la causa dell'inquinamento. Fare il punto su Casali del Manco, l'obiettivo dell'incontro promosso dal Comitato Presila Unita a cui hanno preso parte gli ex sindaci dei 5 comuni interessati alla fusione nella Presila Cosentina e il commissario prefettizio, una fase transitoria caratterizzata da difficoltà e da obiettivi raggiunti. Vediamo. Casali del Manco comincia a prendere forma e quanto emerso nel corso dell'incontro promosso dal Movimento Presila Unita in località Morelli a cui hanno partecipato le istituzioni del territorio. Non è stato facile, lo ha detto chiaro il commissario Maria Vercillo, ma alcuni passi in avanti sono stati fatti. Si è proceduto con l'accorpamento delle attività amministrative, è stato approvato il bilancio del nuovo comune, si sta lavorando per l'accorpamento dell'anagrafe, tutto dovrà essere pronto per la primavera del 2018. Quando sarà eletto il primo sindaco di Casali del Manco, probabilmente l'appuntamento a maggio o giugno. Dall'incontro è emerso che gli ex municipi non chiuderanno e che nei 5 ex comuni sarà attivo uno sportello di prossimità aperto 2 volte a settimana al servizio dei cittadini, una fase transitoria che, lo ammettono anche gli ex sindaci, non è stata indolore. Di tutte le criticità che oggi si stanno manifestando erano
erano state previste erano facilmente prevedibili e sono venute alla luce. Io come dire, ho espresso delle perplessità perché ritenevo che una migliore gestione del processo avrebbe evitato quelle problematiche che oggi, ahimè, sono sotto gli occhi di tutti, dalla gestione del servizio scuolabus oppure alla gestione del personale, per non parlare inizialmente del semplice rilascio delle carte d'identità. Certo è un processo che guarda al futuro, ma per fare in modo che questo comune entri nella testa e nel cuore delle persone e quindi riceva quella spinta ideale delle popolazioni, c'è bisogno che non ci siano disservizi. Ma in questa fase è chiaro che ci sono un po' di disfunzioni legate proprio al processo di commissariamento, c'è un po' di incertezza di come vanno le cose, non c'è una rappresentanza chiara, però è la fase difficile, la fase del commissariamento. Io penso che da qui a non molto si cominceranno a vedere i frutti della fusione e quindi ad avere i primi benefici. Alla manifestazione ha preso parte anche il consigliere regionale Giuseppe Giudice Andrea, primo firmatario della legge per l'attivazione del referendum, il quale dopo l'esperienza sul campo di Casali del Manco pensa a Corigliano Rossano. Probabilmente su Cassano e Rossano, visto questo tipo di risultato, laddove il referendum dovesse dire di sì, Sua Eccellenza il Prefetto sarà sicuramente pronto e nominerà prima il commissario prefettizio, non si porrà il problema. Però se si arriva a fine anno e consentiamo ai sindaci di chiudere i loro bilanci, di chiudere le loro cose e di cominciare a ragionare insieme, anche se da soli, senza il commissario, le questioni relative al comune unico, secondo me è meglio. Un piccolo cambiamento che ci possiamo permettere di fare in consiglio alla normativa regionale. Torniamo ad occuparci del Cannavino. La chiusura del ponte di Celico ha penalizzato le tradizioni dei paesi della Presila Cosentina. Il commissario assicura non accadrà più. Vediamo. La chiusura del ponte Cannavino ha avuto conseguenze nefaste non solo sull'economia del territorio presilano, ma anche sulle tradizioni dei borghi. L'estate 2017 sarà ricordata per le feste patronali in tono minore. Niente processione, niente concerti in piazza, niente sagre, per non penalizzare la viabilità. Il commissario prefettizio di Casali del Manco, Maria Vercillo, conferma che per il 2018 l'ANAS ha in programma nuovi lavori per il ponte di Celico, attività di consolidamento dell'infrastruttura che, promette il commissario, rispetteranno le tradizioni dei luoghi. Purtroppo quest'estate siamo stati fortemente condizionati dalla chiusura del ponte Cannavino e con grande dispiacere non abbiamo potuto consentire tutte quelle feste tradizionali che ogni anno caratterizzavano questi luoghi, tra l'altro bellissimi, soprattutto quelli che le feste che avevano delle interferenze con la strada provinciale. Adesso ho proposto nella consulta dei sindaci, dopo la riapertura del ponte Cannavino, che probabilmente avverrà alla fine del mese di settembre, di organizzare qualche attività in ottobre, un po' a titolo di riparazione dei sacrifici che abbiamo fatto in questo periodo. Comunque l'ANAS ha assicurato che quando verranno fatti i lavori di definitiva sistemazione del ponte, prima di iniziare farà una programmazione con l'ente Casali del Manco, probabilmente a novembre, quindi ancora ci sarà la gestione commissariale, per assicurare che il ponte rimanga aperto e che quindi la strada provinciale sia fruibile in corrispondenza delle festività tradizionali. Questa è stata una richiesta che in seno al Comitato di Viabilità ho voluto fare, devo dire l'ANAS ha aderito e quindi programmeremo in modo che quando ci sarà l'amministrazione elettiva le popolazioni potranno risentire di meno, diciamo, dei disagi della chiusura del ponte. A Reggio Calabria adesso vediamo una notizia sulle agenzie di stampa. Si sono svolti all'alba in forma strettamente privata i funerali di Pasquale Libri, 78 anni,
Il boss dell'omonima cosca, morto ieri nella sua abitazione regina, a disporli è stato il questore di Reggio, Raffaele Grassi. Si tratta del 12° provvedimento di divieto di funerali in forma pubblica e solenne che Grassi ha emesso dal 2015 ad oggi nei confronti degli appartenenti alle cosche criminali della provincia, finalizzato a scongiurare che le celebrazioni dei funerali possano rappresentare occasione propizia per la commissione di azioni di rappresaglia, iniziative intimidatorie ed illegali. E adesso le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Minacce e molestie ad una compagna di classe. 3 ragazzi di 17, 18 e 20 anni sono stati denunciati dai carabinieri. Da aprile a maggio avrebbero perseguitato una ragazzina di 17 anni affetta da disturbi psichici e accaduta a Roggiano Gravina nel Cosentino. Le indagini dei carabinieri sono state avviate dopo la segnalazione dei genitori della vittima. I 3 avrebbero inviato numerosi messaggi con WhatsApp diffamatori e minacciosi alla ragazza, che sarebbe stata inoltre ingiuriata e denigrata per i disturbi di cui è affetta. Un evasore totale è stato scoperto nel Cosentino. L'uomo sarebbe titolare di un'azienda agricola fantasma. Secondo le indagini della Guardia di Finanza di Paola, non avrebbe presentato alcuna dichiarazione dei redditi nonostante i ricavi per 300.000 euro. In fiamme nella notte un chiosco nel Vibonese, accaduto tra Briatico e Punta Sapò, nota località balneare, in particolare in corrispondenza della statale 522. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e le forze dell'ordine per indagare su quanto accaduto. Non è escluso che l'incendio possa essere di origine dolosa. Squarciate le ruote dell'auto del comandante dei vigili urbani di Cariati. L'episodio, reso noto dall'amministrazione comunale, è stato compiuto nella notte tra il 30 e il 31 agosto. Le indagini sono in corso e le forze dell'ordine non escludono alcuna pista. Aveva portato il gregge composto da decine di ovini sprovvisti del marchio auricolare su terreni confiscati all''ndrangheta in contrada Notario ad Ardore nel Reggino. Per questo un allevatore di 38 anni è stato denunciato dai carabinieri di Locri. C'è un aggiornamento che riguarda un'avvertenza che si trascina da tempo, quella degli operai del porto di Gioia Tauro. Un nuovo blocco oggi al porto di Gioia, intorno alle 13, decine di portuali licenziati a luglio scorso e che aspettano da Amed Center il pagamento dello stipendio o della cassa integrazione del mese di luglio, hanno iniziato una protesta al gate. Da quanto si è appreso, gli ex dipendenti ieri mattina hanno verificato che gli accrediti non sono stati effettuati ed allora si sono piazzati davanti al gate portuale inscenando una protesta con il relativo blocco che ha provocato la paralisi delle attività per il fatto che chi doveva iniziare il turno delle 13 non è potuto entrare. Non sono mancati i momenti di tensione quando un portuale ha cercato di forzare il blocco rischiando di investire alcuni ex colleghi. Ne è nata una piccola lite sedata dalla polizia. I lavoratori licenziati adesso chiedono garanzie non solo sul pagamento delle spettanze, sul TFR maturato, ma vogliono anche richiamare l'attenzione sul loro futuro. Cambiamo argomento. A Vibo il Parco delle Rimembranze si trasforma in speciale osservatorio astronomico. Vediamo. Lo scenario del Parco delle Rimembranze di Vibo Valentia è già di per sé affascinante, ma se aggiunge una sera d'estate ad ammirare le stelle, il coinvolgimento è totale. E così, una delle isole verdi nel cuore della città, tornata ad essere viva grazie all'impegno dell'associazione Procive Augustus, che per tutta l'estate ha curato una serie di iniziative davvero interessanti, si è trasformata per una sera in uno speciale osservatorio astronomico, con in tanti ad osservare la volta celeste, grazie all'ausilio di telescopi professionali e grazie al coordinamento di massimi esperti regionali del campo, quali l'astrofisico Antonio Scarmato e gli astrofili Domenico Manduca e Pierfrancesco Maruccio. A rendere più interessante la serata il collegamento in videoproiezione real time con il parco astronomico Lilio di Savelli nel cuore della Sila Crotonese. Scrutare le stelle in una notte d'estate sembra una scena romantica, ma è anche qualcosa di utile e pratico. Sì, oltre che romantica anche utile e pratico, perché scrutare le stelle permette di comprendere quanto noi siamo piccoli e quanto l'universo è grande. Bastano piccoli esempi per farlo capire. C'è tanto interesse intorno a questa iniziativa, è qualcosa che attrae sempre.
Sì, l'interesse poi scaturisce anche non solo dalla curiosità di guardare al telescopio, ma anche di comprendere un po' queste cose che possono sembrare astratte, ma che poi in qualche modo riusciamo a far capire che non sono così astratte, ma ci interessano direttamente. Qui in Calabria c'è una realtà importante che è il centro di Savelli, che diventa un punto di osservazione e di studio di riferimento. Questo parco diventerà un punto di riferimento non solo nazionale, regionale, nazionale, ma anche internazionale, sia per quanto riguarda la ricerca che la divulgazione astronomica. Siamo contentissimi dell'afflusso di pubblico, siamo ancora più contenti, vuol dire che abbiamo in dotazione degli strumenti idonei per far vedere alle persone oggetti del cielo notturno, insomma. Ecco. Nemico dell'astrofilo certamente l'inquinamento luminoso che colpisce ormai tutte le città. Per questo il successo della serata al Parco delle Rimembranze ha rappresentato un momento di grande coinvolgimento. L'inquinamento luminoso, le fonti luminose di una città chiaramente sono assolutamente controproducenti per chi fa a livello amatoriale un'attività del genere. Noi siamo sempre alla ricerca di luoghi, voglio dire, il più possibile lontani da fonti luminose, inquinanti, che ci diano la possibilità di vedere oggetti del cielo profondo, voglio dire, al di là dei pianeti, voglio dire, che adesso sono osservabili come Saturno, Giove, Nettuno e altri pianeti, ma anche oggetti molto più profondi del cielo notturno che soltanto in assenza di fonti luminose possiamo osservare adeguatamente. A Rendi adesso, dove è stata inaugurata la strada di collegamento Saporito-Linze, vediamo. Ecco la strada di collegamento Saporito-Linze, un'arteria attesa non solo dai residenti di Saporito di Rende, che consentirà di snellire il traffico in una zona dove quotidianamente transitano molti veicoli. Il taglio del nastro da parte del sindaco Marcello Manna con la benedizione di Padre Paolo. Si tratta della seconda strada che si inaugura nel giro di pochi mesi. Finalmente si arriva a una soluzione su devo dire, una zona cruciale, perché problemi di viabilità per Saporito e quant'altro, ma devo dire sono quelle realizzazioni di opere che erano in attesa di essere appunto completate. E mi piace oggi ringraziare i tecnici, l'assessore, tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione di questa opera, tanto piccola quanto importante per questa zona. Sulla mobilità e sull'assetto viario di Rende bisognerà ovviamente lavorare tanto. Ci sono anche altre inaugurazioni che verranno nei prossimi giorni. Devo dire oggi davvero si completa un iter amministrativo che è durato da diversi mesi e finalmente si restituisce alla città e ai cittadini un'opera che è comunque un servizio per tutti quanti. Lo spettacolo ci porta a Castrovillari, il grande successo per la performance di Alessia Labate, vediamo. Alessia Labate ha incantato il pubblico del Parco Comunale di Castrovillari durante la prima serata della Festa dell'Unità. Giovane e promettente cantante della provincia di Cosenza, figlia d'arte, suo padre Carmelo è un grande musicista, al suo attivo diverse collaborazioni con cantanti famosi, in studio con il grande Pino Daniele, chitarrista di Ivana Spagna, solo per citarne alcuni. Alessia ha partecipato nel 2015 a The Voice of Italy, arrivando ai live e ancor prima alla trasmissione Io Canto. Questi 3 anni è successo di tutto, diciamo. Ho partecipato al CET l'anno dopo aver partecipato a The Voice ed è stata l'esperienza che mi ha spinto a voler diventare cantautrice, quindi a impegnare tutta la mia vita in questo. Il canto è il suo amore più grande. Alessia canta da quando aveva appena 8 anni e subito dopo ha imparato a suonare la chitarra, poi il violoncello ed infine il pianoforte. Diciamo che il talento è un po' come un boost start in un videogioco, cioè nel senso, se hai il talento bene, sei avvantaggiato alla partenza, ma se non studi, se non lo coltivi, cioè, oltre non vai.
sport, il calcio, il punto nelle squadre calabresi di Serie C nel servizio di Gianluca Pasqua. Ultime ore di calciomercato frenetiche, soprattutto per il Catanzaro, che ha concluso le operazioni in entrata con l'arrivo dei 2 attaccanti Valerio Anastasi e Tony Letizia. L'infortunio di Infantino ha costretto i giallorossi a rilanciare e se Letizia era un obiettivo già qualche settimana fa, il nome di Anastasi è stato aggiunto alla lista della spesa solo negli ultimi giorni. Il Cosenza puntella la difesa, il direttore Trinchera ha tenuto fede a quanto annunciato nei giorni scorsi, ingaggiando il terzino Ander Bognotti e aggiungendo centimetri e forza fisica al centro della retroguardia con Castrio Dermacu, titolo albanese svincolatosi dall'Empoli e inseguito da Matera e Viterbese, ha scelto i Lupi firmando per 2 stagioni. Giovani dal vivaio rossonero per il render di Brunello Trocini, che dà il benvenuto ai fratelli Andrei e Michael Modic. Dalla versa normanna è arrivato il difensore Antonio Calvanese, classe 97. Ha osservato le operazioni di mercato da Regina, che non ha modificato il suo assetto. Negli ultimi giorni però era arrivata la conferma di Bianchimano, che equivale a un acquisto importante. Avrà ancora tempo la Vibonese, che punta a elementi importanti per adeguare la propria rosa alle difficoltà di una Serie C molto competitiva. Ed è davvero tutto. Prima di salutarci vediamo le previsioni del tempo però. Ultime ore di tempo stabile prima di un cambio del tempo atteso per domenica, quando avremo il primo tentativo di guasto di fine estate. Oggi generalmente poco nuvoloso, con temperature ancora sopra le medie del periodo. Domani sereno poco nuvoloso, ma con tendenza ad aumento della nuvolosità sui settori tirrenici, dove in serata potrà verificarsi anche qualche rovescio. Temperatura ancora sopra le medie del periodo. Oggi venti deboli da quadranti occidentali con mari calmi o al più poco mosso lo Ionio centro-meridionale. Domani mari che da quasi calmi o poco mossi tenderanno a divenire mossi entro sera. Venti inizialmente deboli o moderati da quadranti meridionali che tenderanno a ruotare da maestrale in serata rafforzandosi. Per ulteriori dettagli vi invito a consultare il sito www.meteoincalabria.it. Ed è davvero tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Enzo Leonetti, messi in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.